perché oggi siamo in crisi e mancano i valori? Cioè la politica si è persa, cosa è successo? È successo che c'è una crisi, diciamo così, nelle forze politiche e non si è più raggruppato, diciamo così, un gruppi dirigenti, diciamo così, che pongano l'interesse generale e l'interesse come prevalente. L'individualismo ha colpito anche i gruppi dirigenti che fanno politica. E se guardiamo le cose così come si sono svolte in questi anni, cosa è prevalso? È prevalso l'idea che è essenziale è per una personalità politica andare comunque subito al governo e non quella di segnare e di organizzare una forza che nella società abbia un ruolo importante di orientamento, di proiezione di valori e di interessi generali, in grado quindi di influire anche col web, ma non solo col web, nella formazione della coscienza politica e dello spirito pubblico.